Well, you can tell by the way I use my walk, I'm a woman's man, no time to talk. The music loud, women walk, being kicked around. This is how I walk. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di Rome 2 Total War. Bene, come potete ben notare ci troviamo nuovamente qui all'interno della nostra mappa conquista. Bene, prima di procedere avanti, ovvero di procedere al prossimo anno, vedremo di analizzare un attimino la situazione e di assegnare tutti i talenti che i nostri generali e i nostri migliori uomini hanno guadagnato in questi ultimi tempi. Allora, dando un'occhiata alla nostra icona appunto delle unità da questa parte, notiamo che i nostri più importanti agenti, come per esempio Oryx, hanno guadagnato delle abilità molto interessanti, come per esempio diamo un'occhiata a sabotaggio, distruggi salmeria, picca incendio, addirittura disordine per incitare ovviamente disordini tra gli schiavi, collaborazione, questo potrebbe essere utile, raggiro, persuadi 10% alla probabilità di successo di un raggiro o addirittura probabilità di assassinio tramite appunto la scoperta di un traditore. Benissimo, mi sembra che abbiamo anche il nostro caro Hordwix che ha ottenuto la possibilità di infiltrarsi per essere più astuto all'interno del territorio nemico, e notiamo anche la nostra Yatta sempre nel sud, la quale cura sempre i nostri interessi con una grande abilità, una ragazza molto solerta, eccola qui. Vediamo di renderla sempre più abile magari in questa sorta di ambito un pochettino amministrativo, quindi dignitario più all'autorità e 5% alle probabilità di successo critico in tutte le azioni. Perfetto, allora vediamo di tornare un attimino nel nord e capire quello che sta accadendo. Abbiamo notato negli scorsi gameplay come appunto la minaccia dei Goti si è spostata pian piano da Oscalis alla nostra antica cittadina di Rogion. Adesso qui ritroviamo un baluardo vero e proprio da espugnare al più presto, poiché nel nord continua a crescere la rivolta degli schiavi, sicuramente l'esercito dei ribelli, la quale dovrà essere sicuramente sedata nel sangue col passare del tempo. Quindi intanto proviamo a finire il turno. Questi schiavi sono come un calderone ragazzi che continua sempre a ribollire una lava incandescente. Avete visto negli ultimi tempi questa lava è diventata sempre maggiore e adesso i problemi sono che potrà uscire dal calderone, quindi vediamo di togliere il fuoco al di sotto della nostra pentola ed eliminarli. Vediamo un pochettino come sta andando. I Suebi sempre che girano con le loro spie. Intanto ricordate la cittadina di Belz qua in basso a sinistra, l'abbiamo conquistata, purtroppo la liberazione non era disponibile, ma abbiamo ottenuto un'ottima occupazione. Quindi il nostro obiettivo ragazzi adesso è duplice, la strada si è divisa secondo due biforcazioni. Dobbiamo necessariamente eliminare i nostri schiavi al nord, poiché potrebbero diventare davvero molto forti col passare del tempo, e sicuramente dobbiamo ottenere la vittoria conquistando la cittadina di Rogion. Potete vedere intanto le spie nemiche come analizzano la situazione dall'alto verso il basso e tentano appunto di... eccolo qui! Il nostro grande uomo con un ottimo colpo di daga ha fatto a pezzettini la spia nemica, grandioso. Cerchiamo di limitare anche le loro possibilità economiche ragazzi, cercando di chiuderli a tenaglia non solo a livello bellico ma anche a livello economico, quindi bloccando tutte le loro possibilità di accrescere il loro patrimonio quindi economico stesso. Intanto vediamo un po', intanto il regno di Odrici, avete visto i nostri cari alleati che abbiamo liberato come si stanno riprendendo dall'antica minaccia spartana? Ormai gli spartani appunto sono deceduti insieme al popolo dei romani, però sicuramente adesso dobbiamo darci una mossa. I triballi, attenzione che combinano, si muovono, ecco la provincia di Tylis che si incammina verso il mare Adriatico. Allora, bentornati. Il nostro esploratore Aregisel probabilmente è morto da queste parti e i nostri agenti sono stati scoperti. Ovviamente Hordwix, tutta la marmaglia, il nostro grande gruppo di uomini, Oryx, la nostra banda nera, eccoli qua. Allora, vediamo di capire cosa fare. Abbiamo da queste parti una flotta, chiamiamo l'esercito imbarcato, che sicuramente potrà sbarcare nella parte nord di questi territori, ok, e sicuramente tenterà un accerchiamento nei riguardi dell'avversario. Possiamo attraversare la costa facendo ovviamente la barba a questa forestina. Perfetto. Nel nord gli schiavi stanno continuando a creare problemi, a quanto pare l'esercito ribelle sta sempre più crescendo e dobbiamo fare qualcosa. Allora, vediamo un pochettino come siamo messi. Abbiamo i cervi nobili che hanno recuperato tutte le loro possibilità belliche, i campioni di Albione stanno pian piano recuperando e addirittura possiamo reclutare delle unità se non sbaglio, quindi a Lupfrudum vediamo di fare qualcosa. L'ordine pubblico è qualcosa sicuramente da tenere sott'occhio. Allora, abbiamo un'ottima fornace del bronzo, la quale consente di ottenere sicuramente attacco corpo a corpo in più, quindi anche molta più esperienza. Quindi vediamo di reclutare ragazzi qualche bella unità, per esempio delle unità molto particolari come questi gruppi di soldati con spada, potrebbero farci comodo. Benissimo, da queste parti ritroviamo i nostri cervi nobili che potranno avanzare rapidamente, cercheranno di sedare la rivolta nel nord. Benissimo, stanno avanzando, ok, abbiamo anche i nostri bambini di Bruto, ottimo. Allora, ecco il nostro esercito, vediamo di avanzare. Intanto con le nostre unità di
di rinforzo, ovviamente con le nostre unità, eccole qui, le nostre unità di rinforzo, le spade del potere, cercheremo di analizzare meglio la situazione. Allora, io direi ragazzi che è meglio attaccare con delle armi d'assedio, quindi se andassi a eliminare la modalità marcia forzata e utilizzare la modalità normale, riuscirei a entrare in combattimento. Quindi con le nostre spie vediamo di creare problemi. Intanto una bella sovversione militare, una sovversione di forza, assaltiamo una bella pattuglia, magari la pattuglia più rinfoltita, la pattuglia più gonfia. Eccola qui, vediamo di farla a pezzi e di dimostrare appunto la nostra forza. Tanto il nostro amico, ok, sovversione militare riuscita. Abbiamo decisamente ridotto il numero dei campioni avversari. Il nostro grande Magua, qui con il suo codino, eccolo qui, dell'ultimo dei Moicani, ha guadagnato un ottimo punto sicuramente nell'audacia, eccolo qui, fervore militare, ordine pubblico e ricchezza dall'avventurarsi. Allora, col nostro Tax Maruglio, 76 anni, 76 candeline sulla sua torta, vedremo di eliminare magari queste altre minacce, come per esempio il generale nemico da questa parte. Allora, Tax Maruglio è davvero una vita che continua a uccidere e a creare disordini, quindi un bel massacro potrebbe essere utile per fare a pezzi la guardia del corpo e anche il generale nemico. Nemico ferito, nonostante un attacco rapido l'abbiamo solo ferito per qualche tempo necessario per eliminare tutta la truppa e tutti ovviamente i plotoni qui vicino. L'altro gruppo di soldati, eccolo qui, vediamo di farlo a pezzettini con un'altra spia. Il nostro grande Ordwix sarà in grado di sabotare militarmente questo plotone militare. Vediamo un pochettino. Sabotaggio militare riuscito. Le perdite sono un vantaggio per te. Ragazzi, dobbiamo sfruttare questo momento ovviamente di tensione per quanto riguarda ovviamente le truppe avversarie, in modo tale da riuscire a colpirli direttamente senza avere problemi. Somministriamo un'altra dose di veleno proprio a questo altro esercito di guarnigione. Vediamo un pochettino. Purtroppo non riuscito. Siamo stati molto fortunati stavolta. Mi sa che abbiamo esaurito tutte le nostre possibilità di attacco con le nostre spie. Grandioso. Allora, la nostra unità ai cervi nobili è pronta. Le nostre spade del potere stanno avanzando, però ci servono ragazzi le armi d'assedio. Vediamo se possiamo portarle proprio al confine per dichiarare una bella battaglia, magari un bello scontro, e vediamo di avanzare immediatamente verso la loro città. Diamo un'occhiata. Allora, ed eccoci arrivati ragazzi proprio alla svolta, una battaglia molto importante, la quale sicuramente deciderà le sorti della nostra campagna. Potete notare la potenza delle nostre unità, 4254 uomini contro appena 1500 unità. Eccole, appunto si ritrovano anche delle flotte di guarnigione. Questa è una battaglia già vinta ragazzi, come potete ben vedere. Sicuramente non cederanno mai 6 turni prima di ridurre alla fame un insediamento portuale del genere, perché impiegherà, vediamo di leggere perché sarà importante per la prossima campagna, un insediamento portuale impiegherà il doppio del tempo per capitolare. Poni un blocco navale al porto per rafforzare l'assedio, tuttavia nell'attesa potresti essere attaccato dalla guarnigione o da un altro esercito. Quindi ragazzi sicuramente non abbiamo nessuna voglia di aspettare 6 turni e dobbiamo necessariamente attaccare gli avversari, colpirli e atterrarli. Ed ecco che arriva immediatamente il nostro attacco, come potete ben vedere. Vorrei combattere la battaglia, però sarebbe davvero una vittoria davvero molto certa, molto scontata. Infatti le nostre grandi unità, le nostre grandi spie hanno vinto la battaglia. Allora, modalità aggressione va bene, una modalità equilibrio può andare abbastanza bene. Ed ecco che appunto i nostri uomini tentano di sferrare un attacco decisivo a questi ultimi lupi del nord, l'ultimo esercito dei Goti. Una vittoria decisiva la quale consentirà all'impero icenico di conquistare la cittadina di Rogion, ottenendo anche un'ottima tradizione militare per le nostre grandi unità. Fantastico, potete vedere che siamo riusciti finalmente ad eliminare questi ultimi maledetti. Grandioso. Ma adesso la parte più importante è quella di eliminare tutti questi dannati superstiti. Quindi vediamo con questo esercito di spostarci verso sud ed eliminare questi dannati. Ok, anzi più che altro verso nord. Ok, eccoci arrivati. Perfetto. Allora, campioni di Free Agabis. Grandioso. Risolviamo automaticamente la battaglia. Modalità protezione. Attenzione, colpo diretto ed eliminato. Ragazzi, sto leggendo appunto il libro che avete visto anche sulla pagina Facebook, il grande libro di Sun Tzu. Ovviamente noi questa volta conoscevamo il nostro nemico, conoscevamo noi stessi e abbiamo ottenuto una bella vittoria, proprio perché appunto avete visto le nostre spie somministrando veleni, dimostrando la loro forza, assaltando con la tecnica quindi della guerriglia e dell'imboscata gli avversari. Siamo riusciti ad avere ovviamente il meglio su questi avversari. Vediamo un pochettino, siamo riusciti a farli a pezzi. Allora, abbiamo qualche altra unità che ha esaurito i punti di movimento, quindi purtroppo dobbiamo rimanere fermi e attendere che questi dannati fulmini di Thor vengano gettati via.
Allora, da queste parti abbiamo il nostro grande esercito che sta per attraversare quindi il confine. I problemi, ragazzi, adesso si ritrovano proprio alle coste. Notate appunto la presenza dei suebi, i serpenti del mare, gli scudi del vento, delle flotte che potrebbero darci davvero fastidio se dovessero unirsi, creerebbero un esercito davvero molto problematico. Quindi ancora la storia non è finita, dobbiamo riuscire a difendere i nostri confini, ad eliminare la minaccia ovviamente barbara, quella qui nel nord, e riuscire quindi a tenere sotto controllo le nostre province. Andando a dare un'occhiata, intanto vediamo a Rogion di modificare questo vecchio altare di Tyr in un bosco di Rosmerta. Intanto, andando ad analizzare la nostra sezione appunto degli obiettivi, notiamo come abbiamo conquistato le 6 province necessarie, partendo appunto da Cartagine, dal sud ovviamente delle nostre conquiste, fino al nord ovviamente alla nostra Suebbia. Possiamo notare che abbiamo finalmente ottenuto ciò che volevamo, abbiamo addirittura distrutto una buona quantità di avversari e abbiamo completato anche il quarto obiettivo, per così dire, militare, avendo in tutto 180 unità, ne abbiamo ben 184, però davvero una vittoria molto importante appunto per la nostra grande fazione. Sicuramente ancora dobbiamo continuare a tenere saldi i nostri confini, quindi cerchiamo di fare a pezzi queste ultime unità e di completare la nostra avventura, magari aumentando tutto ciò che abbiamo a livello amministrativo ed economico. Oscalis, perfetto. Allora ragazzi, avanziamo al livello appunto di turno. Maledizione, dobbiamo dare sicuramente dei riconoscimenti, dei premi ai nostri uomini, una bella aiutante, armatura per tutte le unità, questo è importante, e soprattutto rendiamo il nostro capo sempre più autorevole. Da queste parti va bene, altre forze, vediamo un pochettino, mi sa che abbiamo fatto tutto, anzi no, da queste parti possiamo aggiungere anche una nuova tradizione militare, come per esempio 3%, no, saccheggi lasciamoli perdere. Più che altro vorrei essere molto più abile nel combattimento, vediamo un pochettino. 8% l'abilità difensiva per le unità corpo a corpo di fanteria leggera, grandioso. Ancora le spade del potere, probabilmente ci sarà il nostro generale che vuole essere riconosciuto come grande e celebre combattente, autorità e anche morale per le nostre unità. Finiamo il turno ragazzi, avete visto come abbiamo raggiunto il nostro obiettivo principale, quello di sconfiggere definitivamente il popolo della Suebbia, conquistando l'ultima regione che ci serviva per ottenere una bella vittoria militare. Sicuramente questa è stata una campagna grandiosa, adesso rimangono gli ultimi ritocchi, abbiamo completato la nostra opera d'arte, il nostro quadro, adesso vediamo di rifinirlo in maniera tale da poterlo esporre alla grande. Quindi vediamo un pochettino di riuscire a completare questi ultimi passi, questi ultimi dettagli. Dobbiamo eliminare, come vi ho detto, i ribelli nel nord, dobbiamo farli fuori perché sicuramente possono darci fastidio, e assicurare che l'ordine pubblico rientri nella norma, in modo tale da creare una prosperità, una tranquillità a livello economico anche per gli uomini della Suebbia. Sicuramente questa è una battaglia molto semplice per quanto riguarda le nostre unità. Comunque non preoccupatevi ragazzi, anche se è terminata questa campagna, ancora la Libia in basso, ok? Inizierà una nuova campagna in Rome 2 Total War, quindi con la Macedonia, come abbiamo stabilito tramite il vecchio sondaggio. In questa nuova campagna, come vi ripeto da un paio di video, giocheremo al massimo di difficoltà bellica e di difficoltà strategica, per vedere un pochettino di avere una sfida molto più intensa e diretta. Quindi vedremo un pochettino. Questa volta abbiamo scelto una vittoria per così dire militare, che neanche l'abbiamo completata tutta ragazzi, perché avete visto c'era bisogno di come dire, la vittoria militare richiedeva come primo passo, vediamo un pochettino se è vero, qualche cosa, vediamo, eccolo qui, potete vedere, mantiene il controllo di 110 insediamenti, ne abbiamo conquistati 33, però davvero per me questa vittoria è più che ottima. Ovviamente abbiamo dominato l'intera Europa, ci siamo spostati dal nord al sud in una maniera davvero più che concreta. E per quanto riguarda gli obiettivi del capitolo, potete vedere ne avevamo diversi, li abbiamo lasciati perdere col passare del tempo perché ci siamo un pochettino dedicati alle nostre idee. Potete vedere che ovviamente cioè ci siamo lanciati più che un pochettino su una nostra campagna in modalità libera più che altro. Invece nella prossima campagna cercheremo di seguire in maniera molto più attenta le missioni. Certamente abbiamo completato la nostra missione, la nostra vittoria militare, se così possiamo dire, però nella prossima campagna cercheremo di concentrarci ancora di più. Allora avanziamo con i cervi nobili appunto verso nord. Il nostro volere di Andraste rientrerà nel nostro territorio. Vediamo se Tax Maruglio, ragazzi, vediamo se riusciamo a far vivere Tax Maruglio fino alla fine della
bella campagna, sarebbe davvero fantastico. Tax Maruglio ottantenne col bastone e la barba lunga. Vediamo, attento a non inciampare sulla barba, amico mio, come i nani di Lo Hobbit. Vediamo di massacrare questa ultima spia, questo Gautzelin, eccolo qui, nemico ferito. Feriamo tutti, maledizione, non riusciamo a ucciderne uno. Grandioso, l'abbiamo eliminato per qualche tempo e intanto vediamo se possiamo fare a pezzi gli ultimi dannati che si ritrovano appunto fuori dalla nostra città. Potete vedere che siamo addirittura aiutati dalla nostra guarnigione mitica e davvero grandiosa, e quindi completiamo automaticamente l'assalto con una modalità aggressione. Attenzione, il colpo diretto alla gola del nostro amico, addirittura una truppa infettata dal veleno dei topi dei nostri uomini, quindi grande vittoria decisiva. Il nostro grado è aumentato per quanto riguarda questo bel generalotto, quindi un nuovo dettaglio, una nuova aiutante. Vediamo un pochettino, autorità, qualcosa che dia ordine pubblico. Vediamo un pochettino, morale, costi, saccheggi, diamo un'occhiata. Ok, entrate provenienti dalle tariffe degli accordi commerciali, altre entrate, perfetto. E un'abilità importante, quella di essere sempre più autorevole. Allora, vediamo un pochettino, vediamo di far ripartire i nostri lavori amministrativi. Allora, vediamo un po', perfetto, come dire, tutta la zona religiosa sta per essere completata, il prossimo altare di Rosmerta, addirittura il nostro nuovo villaggio barbarico, sia a nord che a sud. E all'Upfrudum per adesso va bene. Allora, da queste parti ad Alabbu vediamo quello. Attenzione, potete vedere l'esercito ribelle, ragazzi, come continua a fomentare appunto qui, proprio nei pressi di questa bella baia. Ancora continua a dar fastidio alla nostra cittadina. Quindi attenzione, possiamo addirittura creare una nuova flotta tra poco. Vediamo un po' se diamo un'occhiata precisa alla nostra cittadina. Allora, la sua ebbia è decisamente nostra, però perché non possiamo emanare più editti? Per poter emanare più editti revoca un editto esistente, oppure fai aumentare l'imperium della tua fazione espandendo il territorio. Quanto ammonta il nostro imperium? Eccoci qua, siamo già secondo la la quinta icona, se così possiamo dire. Ci sono popoli di terre lontane che parlano della tua gente con terrore e stupore in egual misura. Gli intrighi interni aumentano, ci si prepara alla guerra civile. Siamo quasi arrivati, ragazzi, al termine ovviamente della nostra barra imperium per quanto riguarda la quarta barretta, la quinta barretta, però sicuramente adesso dobbiamo riuscire a sconfiggere questi dannati ribelli. Forse servirà un pochettino di aiuto in più, quindi inviamo anche i nostri bambini di Bruto al nord, che abbiamo anche le macchine d'assedio. Speriamo qualche altra bella unità d'attacco, come per esempio i nostri grandi uomini, ovviamente i nostri grandi esploratori. Perfetto, e avanziamo appunto al prossimo turno, 76 a.C., ragazzi. Vediamo un pochettino appunto quello. Bene, ragazzi, allora sono passati circa 2 anni dall'ultimo turno. Allora, ho fatto avanzare le nostre unità, i cervi nobili, verso nord. Siamo quasi arrivati alla cittadina di Albu, eccola lì. Però le forze nemiche, l'esercito ribelle, ha appunto colto alla sprovvista le nostre unità, causando quindi un po' di sconforto all'interno delle nostre file. Allora, hanno 1950 uomini, un'imboscata su una prateria. Il nostro esercito non è riuscito a prevenire l'imboscata e il nemico ha vantaggio. Però dobbiamo necessariamente far valere i nostri onagri britannici, eccoli qua, e tutti i nostri uomini che si sono ripresi dall'ultima sconfitta, che tenteranno sicuramente una controffensiva. Combatteremo, ragazzi, questa battaglia contro l'ignoto, contro un bel punto interrogativo che appunto si schiera davanti a noi. È una sorta di montagna, come potete ben vedere. Non sappiamo appunto cosa sta accadendo e dobbiamo certamente far valere le nostre spade, i nostri scudi e il nostro onore. Quindi, ragazzi, a tutta forza. Abbiamo il generale che sicuramente è un cavaliere, quindi attenzione a salvaguardare la sua persona e la sua guardia del corpo. Allora, vediamo un po', eccoci direttamente nel campo di battaglia, vediamo se possiamo penetrare. Eccoci arrivati, ed ecco appunto i nostri uomini così procedevano verso la gloria, verso una cittadina. Siamo nel deserto di sale, ragazzi, e appunto si sono ritrovati in un inferno. Vediamo un pochettino dalla cima della montagna, hanno notato spade, lance e qualsiasi altra cosa che poteva intimidirli. Andiamocene via, attenzione, ragazzi, scappiamo da questa montagna, ci stanno facendo a pezzi. Allora torniamo indietro, macchine d'assedio, attenzione, vediamo se possiamo salvaguardarle. Delle cavallerie tenteranno di stare appunto da queste parti, cacciatori con arco lungo proprio davanti a noi, eccoli qua. Le macchine d'assedio cercheranno di fermarsi da questa parte ed iniziare un'ottima controffensiva. Attenzione, le cavallerie procedono, vediamo se possiamo sacrificare qualche nostra cavalleria. I nostri uomini tentano di andare via, le nostre grandi unità di frombolieri tenteranno quindi un attacco diretto. Dobbiamo salvare le nostre macchine d'assedio. Attenzione, intanto inizia l'attacco, vediamo se possiamo attaccarli immediatamente. Allora, un'unità da questa parte, un'altra unità di lance immediatamente diretta. Il nostro generale sta tentando di difendersi, frenesia attiva, i nostri uomini non devono cedere. Attenzione, il nostro generale ispirerà queste unità. Grandioso, le macchine d'assedio inizieranno a far fuoco da questa parte. Vediamo se possiamo procedere con i nostri uomini. Attenzione,
attenzione, le nostre unità iniziano a cedere, ragazzi, ci hanno colto alla sprovvista. Andiamocene, vediamo di continuare a combattere. Continuiamo a combattere. Allora queste unità cercheranno di celarsi appunto dietro le file e cercheranno di colpirli proprio di dietro. Andiamo, ancora si continua, le nostre macchine d'assedio continuano a far fuoco. Intanto i nostri grandi frombolieri, vediamo se possiamo portarli avanti per iniziare un'ottima schermaglia concreta. Attenzione, intanto le nostre unità non riescono a fronteggiare l'attacco nemico, sono state colte alla sprovvista. Avanti ragazzi, vediamo se possiamo respingerli. Ancora si continua, vedono un pochettino di attaccare. Attenzione, intanto altri uomini fatti a pezzi. Vediamo se le nostre macchine d'assedio riescono a dare un pochettino una scossa a queste dannate unità nemiche. Ancora si continua, maledizione, ci sono delle altre unità che stanno avanzando. Meno male che ho ottenuto delle nostre unità di lancieri. Avanti, cerchiamo di eliminarli tutti ragazzi. Eliminiamoli. Allora queste unità, modalità fuoco avanzato, perfetto. Vediamo di continuare proprio da questa parte. Avanti ragazzi, vediamo se riusciamo a respingerli. Il nostro generale ancora continua. Altra unità con cacciatori di teste. Vediamo un pochettino se possiamo far fronte a questi dannati. Avanti che ce la facciamo. Abbiamo quasi utilizzato tutte le nostre possibilità. Avanti, mettiamoci anche da questa parte. Stiamo continuando ragazzi a lanciare pietre al di sopra dei nemici. Forza che riusciamo a fare del nostro meglio. Avanti. Ecco le nostre unità pronte ancora. Si continua, ma non capisco, i nostri uomini non riescono a fronteggiare gli avversari. E ancora si continua, i nostri onagri britannici purtroppo erano messi molto male, sono stati colpiti e presi alla sprovvista. Avanti, vediamo se possiamo far fuoco su questo frontone. Tutti all'attacco, vediamo un pochettino come va qui nella mischia. Continuano a scontrarsi spade contro scudi, sono ribelli, sono sicuramente uomini che non credono nel nostro valore, sono stati sottomessi e adesso appunto stanno tentando di ribellarsi. Ancora continuano i nostri uomini dall'altra parte, vediamo se possiamo intercettare questa truppa nemica. Ancora partono cannonate dall'altra parte. Eccoli qua, appunto, sono stati colpiti alle retrovie. Non so se i nostri uomini ce la faranno. Vediamo un po' come sta andando. Il nostro generale ispirerà un'unità che appunto è in combattimento diretto. Ancora continuano cannonate dall'altra parte. Piove una grande quantità di massi al di sopra degli avversari. Ancora non si riesce a far cedere questi uomini. Vediamo se possiamo continuare. Le nostre macchine d'assedio stanno cercando di fare del loro meglio. Vediamo se con questi uomini possiamo cercare. Attenzione anche dall'altra parte. Avanti, vediamo di respingerli. Attenzione, non cedono ragazzi, davvero molto possenti questi barbari. Avanti, vediamo di eliminarli. Avanti che ci riusciamo. Avanti le nostre cavallerie, vediamo di fargli fare un bel giretto. Eccole, vediamo di farle passare in mezzo. Un'unità, vediamo di portarla da quest'altra parte. Avanti con questa unità di cavalleria, vediamo se possiamo eliminare gli ultimi barbari che si celano appunto dietro le colline. Avanti, eccole, intanto le nostre macchine d'assedio stanno cercando di fare del loro meglio. Vediamo un po', colpiti alle retrovie, grandioso, cerchiamo di eliminare questi dannati qua su perché creano davvero tantissimi problemi. Avanti, ancora l'impero icenico tenta di fare del suo meglio. Purtroppo le nostre cavallerie non riescono a giungere direttamente agli avversari, ma a quanto pare i nostri uomini stanno avendo la meglio. Colpiti un attimo alle retrovie gli avversari, le nostre unità spezzate in due sono riusciti a fare appunto del loro meglio e ancora procedono cannonate dall'alto. Questa unità davvero molto stabile, anche se c'è scritto instabile, perché comunque prima di cedere hanno dovuto subire davvero una grandissima quantità di proiettili e di cannonate direttamente dalle nostre grandi catapulte. E terminiamo la nostra battaglia con una bella vittoria di misura. Avete ragione, perché abbiamo perso troppi uomini, 633 uomini. Però se analizzate ragazzi la battaglia dall'inizio, potete notare che siamo stati attaccati davvero in una maniera bruttissima. Sono piombati dalla cima della montagna tonnellate e tonnellate di uomini, con davvero tantissimi schermagliatori, tantissime unità d'attacco. Hanno avuto sia il bonus della carica che il bonus ovviamente delle cavallerie stesse. Avevano addirittura 6 cavallerie, anzi 5 cavallerie che si sono scontrate contro le nostre file. Purtroppo non sono riusciti a spostare subito le unità, hanno colpito immediatamente le nostre spade, che sapete benissimo che i nostri spadaccini cadono subito, come dire, in depressione appena vengono colpiti da unità così davvero ardue da sconfiggere. Abbiamo perso 633 uomini contro i 1500 del nemico, se non ho visto male, e comunque abbiamo fatto capire chi siamo. È finita la nostra battaglia, come potete notare, e gli ultimi dannati si spostano ancora nel sud. Una druida così forte non l'abbiamo mai ottenuta. Eccola qui, la nostra grande Adela J, eccola qui. Continuerà a sfruttare la sua propaganda per trasformare la nostra cultura sicuramente nordica nella cultura locale, e quindi il suo lavoro lo sta svolgendo bene, come avete ben potuto vedere. Allora, nel nord cosa sta succedendo? Dopo questa bruttissima imboscata abbiamo perso tantissimi uomini. Possiamo notare, attenzione, dove siamo? Intanto a Camdolium, attenzione, ordine pubblico
pubblico in meno in questi ultimi anni. A Morindum vediamo di ricreare l'ordine che c'era una volta. In ragazzi 300 anni l'ordine pubblico è andato sempre più a decrescere in queste zone, senza ovviamente unità, e ovviamente gli intrighi si fanno sempre più grandi. Ovviamente un impero così grande e vasto come il nostro ha sicuramente dei problemi, dei piccoli come dire, delle piccole problematiche che sicuramente devono essere risolte. Avanti, andiamo con i nostri cervi nobili ad eliminare l'ultima unità avversaria sulla prateria. Perfetto, proprio nei pressi della scogliera. Diamogli un bel calcio, amico mio, e gettiamolo dall'altra parte della montagna e facciamolo arrivare a mare. Grandioso, vittoria decisiva. I nostri uomini sono riusciti a ottenere il grado superiore, perfetto, e sicuramente possiamo rendere il nostro generale come dire sempre più autorevole. Grandioso. Questa ultima unità, i figli addirittura del Reno, eccoli qua che avanzano, appunto cercano di fare del loro meglio, ma i cavallucci marini con un bel salto, cavalcando all'indietro, costringono le unità nemiche a viaggiare in questo mare in tempesta per eliminarle definitivamente con un attacco e con uno speronamento diretto verso le coste della Finlandia. Andiamo un pochettino, più che altro i figli del Reno non sono molto organizzati bene, e quindi nel Mar Suevicum li lanceremo proprio in fondo al mare, vicino al nostro Sebastian. Eccoli qua, vediamo un po'. Vittoria di misura. Abbiamo perso qualche imbarcazione, però davvero grande vittoria da parte dei nostri uomini. E così, ragazzi, siamo riusciti a ultimare la nostra ultima battaglia con i nostri cavallucci di mare. Ritorniamo in porto. Potete vedere che l'ordine pubblico ormai non è più un problema, poiché con questi eserciti, ovvero al capolinea, l'ordine pubblico aumenterà di 35 punti. Con questa unità adesso i cervi nobili ci imbarcheremo nel prossimo porto per raggiungere Camdolium tra qualche anno, per far ripristinare anche laggiù l'ordine pubblico come era una volta, e i nostri grandi Orfl e il nostro grande Tax Maruglio diffonderanno il fervore militare, quindi la grande quantità di vittorie ottenute dal nostro popolo, per aumentare ancora di più il sorriso sulla faccia dei nostri uomini. Quindi davvero, ragazzi, un'ottima campagna. Purtroppo non ho potuto usare gli onagri britannici da combattimento, però davvero una campagna grandiosa. Come avete visto, davvero abbiamo condotto una campagna vastissima, anche come dire, è stata la mia prima campagna in Rome 2 Total War. Siamo partiti da questa piccola cittadina che era Camdolium, abbiamo conquistato il nord, la vecchia verde isola, e approdando quindi con l'operazione Overlord nel nord della Francia abbiamo appunto proseguito per le strade del sud, abbiamo ottenuto le vittorie qui in Africa, anche se qui ovviamente la torta se la sono spartita tutti i nostri alleati, vi ricordate? E in seguito, tramite il ponte della Mauritania, siamo giunti alle Baleari, eccole qua, più che altro eccolo qua, ai Bossim, e siamo arrivati in Italia. Dopo essere arrivati nella penisola italiana, tutto è andato un pochettino più in discesa, nonostante qualche piccolo conflitto con non mi ricordo, gli Ardiei, eccoli, erano appunto nel vecchio schieramento di Epidamus, e in seguito con la conquista della Macedonia e una parte della Tracia siamo riusciti ad eliminare Sparta, rendere indipendenti due cittadini da queste parti, e poi è partita l'operazione ovviamente verso nord, ottenendo il controllo di tutta la Suebbia, anche dopo qualche problemino, una parte della Silesia. Quindi grande onore per i nostri uomini che completano quest'oggi una grande campagna davvero combattuta fino all'ultimo sangue, e sicuramente la prossima campagna, come vi ho detto, inizierà proprio qui in Macedonia. Il conflitto, ragazzi, tra voi, diciamo, era un pochettino tra la Macedonia e l'Egitto. C'erano davvero tante persone che volevano anche l'Egitto, però alla fine volevo davvero provare anch'io la Macedonia, perché ho visto che è una delle fazioni che ha davvero uno svariato numero di unità: arcieri, frombolieri, non mi ricordo, di reti o di roti o di rodi, non mi ricordo, l'ho visti tanto tempo fa. Comunque io non lo so quali saranno gli obiettivi. Comunque sicuramente nella nuova campagna mi concentrerò più su un altro concetto. In questa campagna io ho voluto che il mio impero si espandesse secondo le mie idee di conquista, quindi come un vero e proprio come dire, senza seguire le regole, ho conquistato tutta la parte centrale dell'Europa, ma adesso con la nuova campagna tenteremo quindi di seguire le richieste delle nostre grandi missioni. Ma ovviamente io vi espongo adesso la mia strategia. Sarà sicuramente, come dire, abbiamo ottenuto grandi territori a ovest, quindi cercheremo di espanderci questa volta verso est, magari cercando di conoscere tutti questi territori che non abbiamo mai appunto conosciuto, come l'Arabia Saudita, eccola qui, l'Egitto stesso. Comunque daremo un'occhiata agli obiettivi, però il mio, ragazzi, obiettivo principale sarà quello di espandermi
e di conquistare la maggior parte dei territori verso est, come il Ponto, tutti questi territori che appunto non conosciamo, poiché i territori a ovest ormai li conosciamo benissimo, potremmo anche dormirci sopra, perché abbiamo vissuto all'interno di questi territori 300 anni, quindi davvero voglio espandermi verso est. Poi ovviamente se le missioni richiederanno qualcosa di diverso lo faremo. Comunque, terminiamo ragazzi quest'oggi la nostra campagna in Rome 2 Total War con il popolo icenico. Ragazzi, fate un salutino ai nostri grandi iceni, i quali appunto ci hanno accompagnato per tutte queste ore di gioco, per tutte queste puntate. Eccoli qua, le nostre grandi lame, ma sicuramente ragazzi un saluto grandioso lo dobbiamo fare ai nostri vincitori di Ubrauco. Dove sono? Attenzione, i vincitori di Ubrauco negli ultimi anni non si sono fatti sentire, però davvero hanno ottenuto così tante vittorie, così tante tradizioni. Eccoli qua, i vincitori di Ubrauco, grandi uomini, tradizioni militari, 5 tradizioni militari, sono partiti da Camdolion in Britannia, fondati nel 274 a.C., siamo nel 75 a.C., quindi quasi 200 anni di vita, questo grande, come dire, questo grande battaglione che ha fatto fuori l'intera comunità europea, appunto dettando legge, secondo appunto le sue, secondo appunto i suoi ordini, ha 62 anni il generale, eccolo qui, hanno, come dire, la staffetta del generale se la sono passata tutti, però davvero un esercito maestoso, davvero un saluto particolare a questo esercito perché è stato grandioso, con lo stemma ovviamente del cavallino di mare, eccolo qua, davvero una grande campagna giocata anche con questo grande impero, con questa grande fazione e anche con questa grande unità d'attacco che si è evoluta anche con noi stessi, quindi è una prova della nostra esperienza in Rome 2 davvero molto importante. Quindi ragazzi, vi faccio anche un saluto per quanto riguarda questo gameplay. Ci becchiamo all'interno della Bene ragazzi, allora volevo un attimo prendermi 2-3 minutini appunto per parlarvi dei nuovi progetti che ho per le prossime settimane. Allora, volevo prendere proprio un paio di minutini, al massimo 2 minuti. Per quanto riguarda Tropico 5, sapete che uscirà nelle prossime settimane Tropico 5. Mi dedicherò molto su questo gioco, quindi i miei progetti sono questi, magari realizzare una campagna su questo gioco, perché lo aspetto davvero da tanto. E nello stesso tempo Watch Dogs, un altro gioco che sta per uscire, l'ho aspettato davvero, anzi lo sto aspettando davvero da tanto, perché lo stanno rimandando davvero da un paio di mesi, però adesso è arrivata la data definitiva e voglio concentrarmi proprio su questo titolo nelle prossime settimane. Arriveranno anche delle nuove gare come al solito di Formula 1 2013 e sicuramente anche un pizzichino di Battlefield 4 e Titanfall per alimentare anche la sezione sparatutto in prima persona. Quindi ragazzi, gli annunci sono terminati e come al solito ovviamente la campagna con la Macedonia in Rome 2 Total War. Fatemi sapere che cosa ne pensate di questa nuova avventura, di questa nuova campagna, se vi è piaciuta, cosa avreste fatto, cosa non avreste fatto e tutte le vostre idee ovviamente le potete scrivere direttamente nei commenti. Quindi ragazzi, fatemi sapere che cosa ne pensate e ci becchiamo all'interno della prossima avventura. Ciao a tutti!